Amiche e amici della divisione Calcio a 5, la più cordiale buonasera da parte di Gioele Anni. Benvenuti al Palazzetto dello Sport nel Parco Enrico Mattei di San Donato Milanese. È la 13ª giornata della Serie A femminile, l'ultima di andata, sfida di altissima classifica tra Kick-Off e Pescara. Ultima giornata del girone d'andata con tutte le partite in contemporanea, perché da queste sfide si andranno poi a comporre le qualificate alla Coppa Italia. Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Fabio Cudicini. Minuto di silenzio in memoria di Fabio Cudicini, grande portiere del nostro calcio, in particolare con la maglia del Milan, scomparso in settimana. Tutto pronto, Kick-Off che arriva a questa partita già con il titolo platonico di campionesse d'inverno, con 30 punti, 10 vittorie, una sola sconfitta. Pescara 24 punti nel gruppo delle seconde a pari merito. Si comincia. Primo quintetto della Kick-Off con Carturan in porta e poi con Ghilardi, Bovo, Borges e Gabi. Pescara che invece comincia con Nati Roso, con Coppari, con Tati e con Gabi Vanelli, la grande ex al pari di Borges. Prima azione della Kick-Off, manovra proprio Bruna Borges, sbaglia il passaggio intercettato da Roso col sinistro e la prima parata di Carturan. Vanelli amministra, ricomincia da Tati. Gabi Vanelli, 3 anni per lei con la maglia All Blacks delle Kick-Off le scorse 3 stagioni. Vanelli non riesce il passaggio in corsia verso Coppari. Bruna Borges, per lei invece 11 stagioni a Pescara, poi da quest'estate alla Kick-Off. Lo scatto tentato da parte di Gabi che viene fermata in fallo laterale. Primo spunto anche per Gabi De Souza. Pronta la rimessa Gabi. Borges prova il destro. Tati controlla, trovata Roso che va in corsia. Impreciso il pallone per Gabi Vanelli. Nel Pescara non parte Rafa Pato che è in panchina, la bomber con 11 gol stagionali della squadra allenata da Amparo. Rafa Pato che dovrebbe avere qualche acciacco fisico, non è il meglio. Borges, grande palla dentro il destro di Gabi e la prima parata importante anche da parte di Mascia. Tati, Coppari, Roso sul destro, prestata da Ghilardi, scarico con Tati, manovra il Pescara, l'imboccata a cercare il movimento di Coppari, resiste alla pressione di Gabi De Souza. Tati, bene per Vanelli, destro, pallone alto, il tentativo dell'ex Vanelli. Avvio subito a buoni ritmi con occasioni da una parte e dall'altra. Gabi De Souza prova lo spunto su Vanelli, resiste Gabi, finisce a terra, è tutto regolare, non c'è fallo secondo la coppia di arbitri. Si tratta di Daniele Fior della sezione di Castelfranco Veneto e Mattia Landi di Prato. Il cronometrista di questa partita è Andrea Saggese di Rovereto. Tati, Nati Roso, Tati alza palla profonda, cerca l'anticipo Gabi De Souza, tocca a lei per ultima e allora rimessa ancora in favore del Pescara. Partite tutte in contemporanea. Kick-Off già sicura del primo posto al termine del girone d'andata, dunque sarà testa di serie numero 1 nella Final 8 di Coppa Italia di inizio aprile a Mola di Bari. Pescara che invece è in lotta per le posizioni proprio
alle spalle del kick-off prima di questa ultima giornata di andata. La classifica dice kick-off 30, Bitonto, Falconara e Pescara 24 a 23 punti. Tiki-taka, Gabi presa da Tati, ha toccato per ultima la giocatrice del kick-off e allora Coppari, lato sinistro, sfida Ghilardi, Vanelli, Tati, Nati Roso, subito il raddoppio portato da Gabi De Sousa, Gabi Vanelli, le finte sul sinistro da posizione molto defilata, non trova lo specchio della porta Gabi Vanelli. 3 stagioni come detto per lei in maglia kick-off, poi dalla scorsa estate a Pescara. Bruna Borges con il numero, Borges rientra sul destro, offre per Gabi, destro largo, non deve intervenire Mascia. Pronto il primo cambio nel Pescara, entra la capitana Ersilia Dincecco, difende spalle alla porta bene il pallone per un attimo. Saxo è entrata anche lei, dunque già 2 cambi nelle rotazioni di Amparo, mentre sbaglia lo stop Gabi. Subito in piedi davanti alla sua panchina anche l'allenatore della kick-off Riccardo Russo a dare indicazioni alle sue giocatrici. Dincecco, pressata a Tati dalla capitana della kick-off Bovo, pallone in corsia, Nati Roso, si muove Saxo, difende su Borges, poi Capitan Bovo, tocca in fallo laterale, prova a prendere campo il Pescara. Ha iniziato forte la squadra di Amparo, con i primi cambi sono uscite Coppari e Gabi Vanelli per fare spazio a Saxo e Dincecco. Saxo forte, mischia davanti a Carturan, risolve in qualche modo Gabi, non si è fatta spaventare Gabi dalla rimessa molto forte, si è opposta con il petto e adesso calcio d'angolo per il Pescara, pallone allontanato dalla difesa della kick-off. Ritmo alto, poche pause, Dincecco, Nati Roso, suola insistita, poi pallone per Tati, finta il sinistro, la copertura di Ghilardi e sul rimpallo l'ultimo tocco della giocatrice del Pescara. Primo cambio anche per la kick-off, con l'esordio in questa partita di Getulio, che è andata a sostituire Gabi De Sousa. Mascia per Dincecco, Roso, di prima Tati non bene ma sbaglia anche Bovo, allora ci prova Dincecco, contrasto con Bovo, ultimo tocco della giocatrice della kick-off, altro calcio d'angolo, secondo nel giro di pochi istanti in favore del Pescara. Si avvia alla battuta Tati, è pronto anche Pellegrini, mette mano alle sue rotazioni mister Russo per la kick-off. Battuta all'indietro, lavora Saxo con Tati. Saxo, movimento blocco di Tati, Nati Roso, scarico ancora per Tati, finta il tiro, non trova lo spazio per la conclusione, bene Ghilardi in pressione. Bruna Borges, d'esterno non si intende con Getulio. Ecco il momento di Pellegrini che va a sostituire Bovo, 2 rotazioni ora anche per la kick-off. Dincecco, pochi giorni fa compleanno per la giocatrice capitana del Pescara Dincecco. Eccola che scambia con Nati Roso, Nati Roso in area, Roso sul destro, Roso fermata regolarmente da Ghilardi, bella giocata difensiva della numero 3 della kick-off. Poi la stessa Ghilardi sbaglia la manovra di impostazione. È già il momento di rientrare per Gabi Vanelli al posto di Nati Roso. Dincecco batte, cercando centralmente ancora il movimento di Saxo. Dincecco ha compiuto 36 anni il 10 gennaio, Ersilia Dincecco. Doppio scambio. Buona ancora l'interdizione di Ghilardi, Pellegrini.
La giovane francese va in profondità verso Getulio, resiste molto bene Gabi Vanelli. Una delle sue giocate di sacrificio che l'hanno fatta apprezzare negli scorsi 3 anni anche dal pubblico della Kickoff. Dincecco centralmente, stavolta il ripiegamento di sacrificio è di Getulio. Cascio al posto di Ghilardi, il terzo cambio nel quintetto della Kickoff. Resta in campo delle giocatrici di movimento rispetto all'inizio, solo Bruna Borges, che è arrivata in Italia nel 2013 a Pescara e in questa società ha giocato per 11 stagioni. Oggi per lei la prima da ex. Il sinistro, 2 volte Xaxo, vola Carturan, grande parata. Molto attenta la portiere della Kickoff, una delle convocate della nazionale azzurra per le 2 amichevoli contro il Portogallo in settimana. Corner intercettato, Cascio prova la salita, pallone recuperato da Denise Carturan con le mani, tocco sbagliato di Getulio. Tanta imprecisione in questo avvio di partita per la Kickoff, poca pulizia fin qui nelle giocate delle ragazze di mister Russo. Ora anche questo rinvio da parte di Getulio. Come detto, Kickoff che rispetto alla qualificazione per la Coppa Italia non si gioca nulla. Kickoff che ha fin qui un ruolino di 10 vittorie, una sola sconfitta nella partita contro la Lazio. Gabi Vanelli, la traccia verticale per Tati, è in vantaggio, copre Bruna Borges. Indicazioni di mister Russo proprio sotto la nostra postazione, chiede alle sue giocatrici dei tagli più decisi per ricevere il pallone. Anche stavolta però non funzionano i meccanismi offensivi della Kickoff, con Carturan che spedisce il pallone direttamente dalle parti della sua collega Masha. Anticipo di Borges, forse anche una spinta non ravvisata dai 2 arbitri. Allora situazione identica, stavolta però Masha gioca corto per Tati, costruisce nella fase difensiva il Pescara, si trascina il pallone in fallo laterale. Tati, rimessa per la Kickoff con Getulio e Borges. Rientra Ghilardi al posto di Cascio, pochi minuti in campo per la numero 16 della Kickoff. Getulio destro improvviso, parata facile sul suo palo per Masha. Gabi Vanelli, buona la pressione di Borges su Xaxo. Arriva il cambio con il primo ingresso in campo nel pomeriggio per il numero 10 del Pescara, Manieri. Ghilardi, pressione del Pescara, Ghilardi aggredita da Dincecco, trovata Getulio. Molto attente le giocatrici del Pescara, non c'è spazio per la Kickoff. Bruna Borges, Getulio cerca una compagna sulla fascia destra, invece finisce per chiudersi in un vicolo cieco. Ottima la pressione di Dincecco e altra rimessa offensiva guadagnata dal Pescara. Pescara oggi senza Belli, infortunata, e anche Rafa Pato è in panchina ma acciaccata. Sinistro improvviso di Gabi Vanelli, Getulio evita il calcio d'angolo, spazza lontano. Kickoff in grande difficoltà, come poche volte si è vista in questa stagione, con la squadra milanese in vetta alla classifica. Tati, del resto il valore del Pescara è notevole. Dincecco, Manieri, palla attaccata al mancino. Dincecco, le finte sulla pressione di Borges. Manieri, tacco rischioso, tocca solamente Ghilardi direttamente in fallo laterale. Punteggio sempre fermo sullo 0-0, grande equilibrio in questi primi minuti di gioco. Dincecco, Manieri, alza palla, Bruna Borges legge perfettamente Ghilardi con la suola, si libera, sinistro violento, Ghilardi fuori di poco.
Appena trova spazio la kick-off cerca subito il tiro, qui con una bella iniziativa da parte di Greta Ghilardi. Nati Roso è rientrata anche lei. Manieri, palla dentro per Gabi Vanelli, sinistro, Carturan attenta col piede, occasione da una parte con Ghilardi, replica dall'altra con Gabi Vanelli. Corner al centro, Nati Roso, spalle alla porta, pressione, Roso prova a girarsi tra i rimpalli, l'ultimo tocco è ancora della numero 7 del Pescara. Tentativo di Natalia Roso, seconda stagione dal suo ritorno al Pescara, 4 gol stagionali per Roso. Rientrata anche Gabi De Sousa, perde male il pallone, Roso destro, da buona posizione, palla fuori, poi si lamenta Natalia Roso, chiedeva un fallo non ravvisato dagli arbitri. Ghilardi subito a cercare con gli occhi il movimento di Gabi De Sousa, poi ragiona con Bovo, ancora anticipo di Nati Roso, recupera Gabi De Sousa di forza, inseguita da Vanelli. Tackle molto ruvido, falloso secondo gli arbitri da parte di Gabi Vanelli. Calcio di punizione per l'irregolarità della numero 12 del Pescara ai danni di Gabi De Sousa. Si rialza Gabi De Sousa dopo il contrasto vigoroso e il fallo da parte di Gabi Vanelli, ora sostituita la numero 12 del Pescara. Regna l'equilibrio fin qui nella partita tra Kickoff e Pescara. Vi ricordo che tutte le partite oggi sono in contemporanea, perché in base ai risultati si stabilisce la griglia dal primo all'8° posto, che poi vale per definire le teste di serie al sorteggio della Final 8 di Coppa Italia. Sugli altri campi Falconara avanti 2-0 contro CMB. Pronta Bruna Borges, il destro a cercare il tocco di Ghilardi, deviazione di Tati, rimessa ancora per la kick-off. Ha sbloccato anche l'Audace Verona 0-1 sul campo del Lamezia. Bovo, tacco per Borges, dentro a cercare Ghilardi, se la cava Tati, alza palla bene per Roso, Roso con il destro, sblocca il Pescara con la puntata vincente di Natalia Roso, 0-1. Grande palla di Tati, uno scavetto splendido a trovare la corsa di Natalia Roso, che è stata molto brava a portarsi avanti il pallone con un pregevole stop di petto, e poi di punta ha battuto Carturan, sblocca il Pescara, 0-1. La reazione subito della kick-off, Gabi De Sousa, contrasto con Coppari che resiste e trasforma l'azione in offensiva, ancora con Natalia Roso molto ispirata, interviene Bovo, riesce solo a rallentare l'azione del Pescara, riparte con Tati. Coppari, Tati, Nati Roso, l'autrice del gol che ha portato in vantaggio il Pescara. Tocco di Dincecco, non preciso. Ghilardi con Gabi De Sousa. Bovo prende campo centralmente, Tati riesce ad arrivare in chiusura, disturbata l'azione di Bovo, si trascina il pallone fuori dal campo, esce momentaneamente anche Natalia Roso, complimentata in panchina per il gol dello 0-1. Tati prova il tacco, Xaxo, non passa il pallone. Gabi De Sousa sfida Tati, incespica Gabi, si rialza, Tati resiste, difensore di grandissima esperienza, Tati Crosseta, classe 87, compirà 38 anni a marzo. Xaxo, spalle alla porta, pressata da Ghilardi, sfida tra le numero 3 Gabi Vanelli, rientrata Dincecco, si muove Coppari, il pallone invece in direzione di Xaxo. Coppari rientra,
scambio con Xaxo, ancora Coppari, chiama il taglio di Dincecco, servita Dincecco dal fondo in mezzo, era finita a terra Vanelli, anticipata, poi recupero di Bruna Borges. Kickoff che sta facendo molta fatica a sviluppare trame offensive, qualche tiro sporadico però costruito dalla capolista. Bovo, pressione ancora alta di Coppari, Pescara che invece è entrata in campo con le fiamme negli occhi per dimostrare tutto il proprio valore sul campo della squadra regina del girone d'andata. Bovo, Carturan, Arianna Bovo non può controllare Bruna Borges, ancora difficoltà per la kick-off nello sviluppare l'azione offensiva. Il destro improvviso di Coppari, Saxo sempre spalle alla porta, situazione in cui fa fatica la numero 3 del Pescara. Ora Bruna Borges fermata dal contrasto di Gabi Vanelli. Saxo sbaglia il tocco, allora spazio per Getulio, paratona in uscita, mascia decisiva, ancora un'occasione respinta da Coppari, sbaglia nuovamente Saxo, un po' stanca Bruna Borges, Getulio finta il tiro, Borges non passa e allora contropiede per Coppari, ragiona con l'appoggio di Manieri. Gabi Vanelli dentro, Saxo dal fondo riesce a crossare, la palla è buona per Coppari e poi Borges risolve, non trova però compagni davanti. Bruna Borges sbaglia tutto, Saxo occasionissima, tiro largo. Partita che si mantiene divertente, lo è diventata ancora di più dopo il gol del vantaggio del Pescara siglato da Natalia Rosso. Bovo resiste Manieri, Bovo spalle alla porta, prova a ricostruire il post. Pronti i due cambi per il Pescara con l'allenatrice Amparo che a breve effettuerà altre rotazioni. Ghilardi, Mancino chiama palla, riceve Pellegrini, rientra Pellegrini, fermata molto bene da Coppari. Bovo, Carturan, chiamata Cascio anche sulla panchina della kick-off, a breve cambi. Getulio, tocca a Manieri, possono arrivare le rotazioni da una parte e dall'altra, fuori Bovo, dentro Cascio, fuori anche Ghilardi, rientra Gabi De Souza nella kick-off. Getulio, bene la sponda per Gabi De Souza, cercata a Cascio, non passa il pallone. Nel Pescara rientrate Dincecco e Natalia Rosso. Rosso, buono l'intercetto, Dincecco mette ordine Tati, adesso prova ad abbassare anche il ritmo il Pescara. Buona la palla ancora per Natalia Rosso sulla fascia, prova a rientrare contro Pellegrini, resiste bene la francese e poi invece disimpegna molto peggio. Arriva anche un rimprovero di mister Riccardo Russo che poi chiama il primo time out del pomeriggio, pausa al Parco Mattei, Pescara avanti 0-1 grazie al gol segnato da Natalia Rosso. Primo tempo che fin qui vede una kick-off in difficoltà, invece un Pescara in grandissima forma. Sugli altri campi, per quel che riguarda la lotta per le prime posizioni di classifica, il Bitonto vince 1-0 in trasferta a Cagliari, sempre avanti 2-0 Falconara contro CMB, avanti 2-0 anche Tiki-Taka contro la Lazio. Dunque in questo momento, nonostante la vittoria, Pescara che rimarrebbe quarta in classifica per la differenza reti dietro Bitonto e Falconara. Resisterebbe però all'assalto del Tiki-Taka che vuole puntare a entrare tra le teste di serie per la Final 8 di Coppa Italia 3-6 aprile a Mola di Bari. Riprende il gioco dopo la prima interruzione per il time out. Panchina per Borges, primo riposo per la numero 12 della kick-off.
Gabi Vanelli contro Gabi De Souza. Vanelli destro, Carturan deve distendersi, mette in calcio d'angolo. Le indicazioni di mister Russo, che chiede a Gabi di occupare il centro dell'area. Battuta sul secondo palo, non precisa da parte di Tatti. Carturan verticalizza lei per Cascio, non riesce a stoppare Cascio, si libera bene del pallone Nati Roso, scarico di Tatti. Dincecco, entrata per il Pescara anche Valendino, maglia 27. Tatti, Nati Roso, finta il tiro, rientra a sinistro, deve mettere in calcio d'angolo Carturan. Attacca bene soprattutto con Natalia Roso il Pescara, la numero 7, molto ispirata dopo aver segnato il gol dello 0-1, il suo quinto stagionale. Roso finta, Cascio resiste, rimpalli, arriva Tatti. Dincecco mette ordine, Tatti di prima, Roso chiude il triangolo, Tatti destro da posizione defilata, palla fuori. Riposo mini per Bruna Borges, subito in campo di nuovo al posto di Cascio. Pellegrini, Gabi De Souza, Bruna Borges, Pellegrini, punta destro addosso al corpo di Tatti, che poi chiede più pressione alle compagne, vuole provare a crescere la kick-off con il destro deviato di Gabi De Souza. E allora calcio d'angolo per la kick-off con mister Russo, che ha chiamato uno schema a Jessica Getulio. Gabi, Jessica, molto attenta Valendino, la neoentrata mette in fallo laterale. Chiede la distanza Gabi De Souza, Valendino e Tatti le prime a opporsi allo schema della kick-off. Getulio, non passa Tatti, si muove Nati Roso, stop, arriva il recupero di Getulio, molto attenta. Borges, Getulio, finta bene a rientrare su Nati Roso, blocco di Gabi De Souza che poi riceve. Gabi sfida Valendino, Getulio, copertura di Tatti, sempre molto attenta. Getulio, pallone sprecato dalla kick-off, altra giocata utile di Natalia Roso, sicuramente la MVP di questo primo tempo. Tatti, Dincecco, Gabi Vanelli, rischia qualcosa qui in costruzione il Pescara, ma poi esce molto bene con Dincecco, che non arriva sul pallone giocato con una sponda intelligente da Natalia Roso. Ultimi 4 minuti di questo primo tempo, Pescara avanti sul campo della capolista, 0-1. Prova a inseguire palla Pellegrini, è in vantaggio Tatti con molta calma e qualità. Tatti centralmente offre per Dincecco in area, Dincecco mette in mezzo Carturan, Vanelli, Pellegrini con le braccia attaccate al corpo. Gabi Vanelli, bell'anticipo di Gabi De Souza su Roso. Pellegrini, fermata da Vanelli, un po' stanca Pellegrini, va a dare rotazione a Bovo. Sta facendo però molta fatica la kick-off a trovare spazi giusti e trame di gioco. Ha toccato Tatti, pallone raccolto con le mani da Mascia, meglio nell'impostazione offensiva il Pescara con Xaxo, difende da pivot. Ancora 0 minuti per Rafa Patto in panchina nel Pescara, ma non al meglio. Xaxo contro Ghilardi, prova la suolata, recupera Ghilardi. Xaxo, ora la suolata è buona per Dincecco. Tatti, Gabi Vanelli sfida Borges, Vanelli sinistro tra le gambe di Borges, palla sul fondo. Sorriso amaro di Gabi Vanelli, ha provato a beffare Carturan, non ce l'ha fatta.
Ghilardi sul taglio di Bovo, altro errore di misura. È una kick-off che sta facendo tante imprecisioni, sta commettendo tanti errori proprio sui passaggi più elementari. Riparte la capitana del Pescara, Dincecco. Vanelli, deviazione di Bovo, rimessa Pescara che sale, stavolta apprezzamenti da parte di coach Riccardo Russo per la buona fase difensiva della kick-off. Sempre in piedi davanti alla sua panchina anche Amparo. Xaxo in difficoltà, Vanelli, la palla è uscita, possesso regalato dal Pescara qui alla kick-off, che può provare a sfruttare questa rimessa con Ghilardi. Rientra Coppari al posto di Dincecco. 4 scudetti per Coppari in carriera, una delle giocatrici più vincenti del nostro campionato. Fermata Bruna Borges, ha toccato per ultima proprio la giocatrice della kick-off nel contrasto con Tati. Non è d'accordo Borges. Xaxo difende, palleggio insistito, prova a liberare il passaggio per Vanelli che stoppa male. Tati subito per Coppari, dentro, bene per Vanelli in mezzo, Carturan, Borges con l'appoggio regolare. Volevano il retropassaggio dalla panchina del Pescara, non così per gli arbitri. Borges, Bovo, Gabi De Souza cerca Borges con un pallone troppo tenero, allora Tati invece mette troppa forza nel suggerimento verso Xaxo. Fermata Borges, Xaxo punta la porta a sinistro con la punta, pallone alto. Un po' sottotono fin qui il primo tempo di Bruna Borges, leader della kick-off anche nella classifica marcatrici della capolista con i suoi 10 gol. Finora secco tutto l'attacco, finora secco tutta la kick-off, ancora 0 reti. Borges, pressione altissima di Xaxo. Bovo, Ghilardi, taglio di Borges, trovata in profondità, difende palla Borges, si muove Ghilardi, arriva anche Gabi, destro, palo, clamoroso, Gabi De Souza, palo. Rallenta i ritmi il Pescara, mentre per la prima volta entra in partita anche il pubblico del Parco Mattei. Anticipo di Borges, preme ora la kick-off alla ricerca del pareggio, ma sbaglia Ghilardi. Coppari, sbaglia Roso, adesso un po' di stanchezza nel Pescara. Gabi De Souza sulla linea laterale, contrasto molto duro con Gabi che finisce sulla panchina del Pescara. Tutto regolare per gli arbitri, la rimessa sarà in favore proprio della squadra abruzzese. Siamo nell'ultimo minuto del primo tempo di gioco, tra poco pausa al Parco Mattei. Manieri offre per Tati, palla che danza sulla riga, buona la copertura di Ghilardi, verticale invece impreciso il pallone per Borges, era una grande occasione potenziale. Rozzo, Tati, ultime battute del primo tempo. Tati, Manieri, sinistro forte, Carturan prima anche dell'arrivo di Coppari, non aggancia Bovo, un pallone molto complicato. Coppari, adesso squadre che sono un po' allungate. Coppari destro, traversa che sibila nel gelo del palazzetto Mattei. Coppari replica al palo di Gabi De Souza con la traversa. Pellegrini, palleggio su Tati, copre Tati. Manieri esce con Coppari, poi Tati, si muove Manieri, persa dalla difesa. Manieri non aggancia, era una bella imbucata quella di Tati. Da dietro la regia della numero 44 del Pescara, suo l'assist per il gol di Rosso. Gabi De Souza punta Coppari, non passa. Gabi direttamente verso la porta, ormai sulla sirena che decreta la fine del primo tempo.
il parziale dopo i primi 20 minuti di gioco. Dice Kickoff 0, Pescara 1, abruzzesi in vantaggio sul campo della capolista grazie al gol segnato da Natalia Roso. Ci prendiamo una pausa da San Donato Milanese, torniamo a collegarci tra pochi minuti, restate con noi.
Siamo di nuovo in diretta dal palazzetto del Parco Mattei, kick-off contro Pescara, ultima giornata del campionato nazionale di Serie A di futsal, con il Pescara avanti 0-1 dopo il primo tempo grazie al gol della giocatrice che darà il via al secondo tempo, ovvero Natalia Roso, servita da un bellissimo assist di Tatti. Ha fatto molta fatica la kick-off a trovare manovre nel primo tempo, ha giocato invece molto bene il Pescara. Sugli altri campi, nelle zone alte di classifica, avanti 0-3 il Bitonto a Cagliari, 3-0 anche per Falconara contro CMB, dunque notizie non buone per Pescara, che in questo momento non può superare queste due squadre. Pescara che invece deve difendersi in classifica dall'attacco del Tiki-Taka, che è avanti 2-0 contro la Lazio. In questo momento Pescara che sarebbe quarta, dunque testa di serie alle Final 8 di Coppa Italia. Kick-off già sicura del primo posto alla fine del girone d'andata. È iniziato il secondo tempo, Tatti sulla pressione di Bovo, Natalia Roso, Tatti, Coppari, Vanelli e Roso con Mascia in porta per l'inizio del Pescara, mentre la kick-off replica con Carturani in porta, poi Borges, Bovo, Ghilardi e Gabi De Souza. Sul finale del primo tempo Gabi De Souza, Ghilardi, spazi stretti sull'alta Bovo, si muove Bruna Borges, sbaglia il controllo, errore non da lei per la veterana classe 92. Borges che insieme a Ghilardi e a Bovo sarà in nazionale, oltre anche a Carturan per la kick-off. Ritroveranno in settimana a Prato per i due test match contro il Portogallo anche Coppari e Gabi Vanelli, oggi avversarie. Roso, eccola Gabi Vanelli, palla attaccata al sinistro, poi destro, respinto, Nati Roso, pressione di Borges, sbaglia il passaggio Nati Roso. Un po' di distrazioni in questi primi secondi del secondo tempo, uno stop sbagliato malamente da Bruna Borges, un brutto passaggio di Roso. Gabi De Souza, Bovo, dentro, non trova compagne, c'è invece la chiusura di Tatti, che ha giocato un primo tempo di grande classe, impreziosito dall'assist per il gol di Roso. Vanelli al contrasto, perde palla Bovo, traccia interessante per Gabi De Souza sulla prediletta corsia sinistra, non arriva però Gabi a raggiungere questo pallone. Nazionale femminile che avrà dunque questi due test match in settimana a Prato, 14 e 15 gennaio, appunto con 6 delle giocatrici in campo oggi, che potrete vedere anche in settimana contro il Portogallo. Guizzo di Roso, Roso prova la sterzata, molto brava Gabi De Souza, è andata a chiudere mentre Roso pregustava il tiro col destro. Pronta la prima rotazione per la kick-off, nel secondo tempo entrerà a breve Getullio. Tatti, si muove Gabi Vanelli, servita, scambio, Tatti, rientra ancora, Tatti sul destro, Nati Roso, movimento di Coppari, Roso, Tatti libera il destro, molto impreciso, palla larga, bello il dribbling di Tatti che si era liberata di Bovo ma poi ha calciato male. Pressione alta del Pescara, Ghilardi aggredita, alla fine Gabi spedisce in fallo laterale con il segno di ok da parte del coach russo. Apprezzato il coraggio delle sue giocatrici a giocare palla nonostante il pressing furioso del Pescara. Roso, il tiro improvviso tentato da Vanelli con la risposta attenta di Carturan. Ghilardi pressata, Bovo, Roso attenta nella chiusura, spazio per Bruna Borges, attende l'arrivo di Ghilardi, poi c'è spazio a sinistra per Gabi De Souza, sfida Vanelli, sinistro, deviato, calcio d'angolo per la kick-off che attacca. Si muove Bruna Borges, chiama lo schema la panchina della kick-off, Ghilardi prova il sinistro da molto lontano, palla alta. Rotazioni anche nel Pescara con il rientro in campo di Xaxo al posto di Coppari.
Rafa Pato è in panchina, la miglior marcatrice del Pescara, ma non è al meglio fisicamente. Spesso è Xaxo a giocare da pivot, come in questo caso. Difende con la suola, bene per Tatti. Pressione di Ghilardi, molto buona la chiusura di Ghilardi, anche se ha sfiorato lei per ultima il pallone. Tatti, si muove Vanelli sinistro, non granché, pallone largo. Conclusione strozzata di Gabi Vanelli, che cerca il gol dell'ex dopo le ultime 3 stagioni alla kick-off. Gabi De Souza, si muove Getulio, riceve Ghilardi, palla alzata, Borges, aggancio difficile, ha pensato troppo la giocata Bruna Borges e poi non ha più trovato il pallone sul bel lancio di Ghilardi. Adesso con mestiere Ghilardi usa il fisico contro Xaxo, ragazza giovane Ghilardi, prodotto del settore giovanile della kick-off, classe 2003. Eccola Ghilardi. Gabi De Souza chiude il triangolo con un pallone prevedibile, facile per Tatti. Taccia poi intercettata da Bruna Borges. Getulio, bene dentro Borges destro con la copertura di Tatti. Bellissimo il duello tra le veterane. Gabi, destro alto. Con astuzia la kick-off aveva giocato rapidamente questa palla. Tiro però impreciso di Gabi De Souza. Xaxo con la sponda, non passa il primo pallone verso Gabi Vanelli. A campo Dincecco centralmente, Dincecco si libera, destro, respinto da Bruna Borges. Chiedono un fallo quelli del Pescara, non per gli arbitri, volevano un tocco di mano giudicato involontario da terra per Bruna Borges. Riposo per Tati, campo per Coppari. Xaxo con la rimessa, scambio con Dincecco, prova il guizzo Xaxo, fermata. Getulio, rimontata da dietro, bene da Vanelli. Dincecco chiama palla, la riceve Gabi Vanelli, si muove Coppari. Gabi Vanelli sul sinistro, che buca le mani di Carturan. Arriva il gol dell'ex, arriva il raddoppio di Gabi Vanelli, 0-2. Applaude la panchina del Pescara, gelato invece il Palamattei. Gabi Vanelli è il suo quinto gol stagionale, il primo segnato da ex sul campo che ha calcato per 3 stagioni della kick-off. E dunque match che si fa ancora più in salita per la capolista. Prova a reagire subito con Pellegrini. Borges con un numero nello stretto, rimessa veloce per Getulio, destro, subito la reazione della kick-off, tiro alto di Getulio sul gol. Bella conclusione secca di Gabi Vanelli, imprecisa nel tentativo di parata, però Denise Carturan sta giocando una stagione splendida, la portiere del kick-off. In questo caso però non è riuscita a opporsi al mancino di Vanelli. Di prima Dincecco, protegge Xaxo, copertura di Getulio. Comunque fin qui prova di forza per il Pescara, peraltro con le assenze di Belli, assente, infortunata, e anche con Rafa Pato di fatto in panchina per onor di firma, mentre confusione totale ora della kick-off che butta via un altro possesso. Manieri, Xaxo, sponda buona Dincecco con la copertura di Pellegrini. Attenta Faustin Pellegrini. Dincecco ancora Pellegrini. Bruna Borges, Gabi De Souza. Giocata nello stretto, l'ultimo tocco è di Manieri. Un po' di spazio per Getulio, offre verso Pellegrini. Era una buona idea, ma l'ha realizzata male qui Getulio, che poi chiede scusa a Pellegrini. Disperazione sulla panchina della kick-off. C'era spazio per Faustin Pellegrini. Non può arrivare Xaxo su questo pallone giocato in profondità da Manieri. Riposo prolungato per Tati, di solito insostituibile per Amparo, ma col Pescara decisamente quadrato si prende
qualche secondo in più per rifiatare Tatti. Pellegrini, Gabi, altra pressione aggressiva di Capitan Dincecco, battuta rapida, frettolosa, Coppari prima di Getullio, si muove, riceve Manieri, Coppari, Dincecco, Xaxo, pallone deviato, rimessa per Pescara con Coppari pronta alla battuta. Porta palla Dincecco in buca per Coppari, deve uscire con attenzione Carturan, non si è fatta sorprendere la portiere della kick-off, poi prova il tiro Mascia, deve intervenire in qualche modo Pellegrini, pericoloso l'inserimento di Xaxo, è stata molto diligente in copertura Faustin Pellegrini. Manieri distribuisce per Xaxo, spalle alla porta, Manieri in corsia Dincecco, servita Dincecco in area, Dincecco offre, Coppari salva Pellegrini che si oppone ed evita il terzo gol del Pescara. Adesso però decisamente più in palla la squadra abruzzese, anche se Xaxo spreca questo pallone profondo. 4-1 per Falconara contro CMB, Bitonto sempre avanti 3-0 a Cagliari. Pellegrini di forza, Coppari resiste, finiscono a terra entrambe, non c'è nulla e esce molto bene Manieri. Xaxo, spalle alla porta, Dincecco, Manieri, corsia, spazio per Coppari, punta Pellegrini, Coppari destro, angolato, troppo, palla larga. Sempre 2-0 anche Tiki-Taka contro Lazio. Dunque in questo momento kick-off Bitonto Falconara, Pescara Tiki-Taka, le prime 5, le prime 4 saranno test di serie alla Coppa Italia, la Final 8 di aprile. Dincecco, è rientrata Tatti, si muove subito in profondità, riceve larga Xaxo, Manieri, Tatti, Manieri, taglio di Dincecco, servita centralmente, adesso con fiducia il Pescara congela il possesso, pressione di Ghilardi, non riesce ad arrivare sul pallone, lo recupera con calma Mascia, sta per rientrare anche Natalia Roso nel Pescara. Dincecco difende contro Borges, pressione di Ghilardi, palla in fallo laterale, Natalia Roso va a prendere il posto di Aida Xaxo, fuori anche Manieri, minuti preziosi per lei, torna in campo Gabi Vanelli, l'autrice del gol dello 0-2, il raddoppio dopo la rete di Rozzo, recupera Ghilardi, subito il recupero di Vanelli, forze fresche, palla di nuovo in rimessa, si era liberata Bruna Borges, va a cercarla ora Getullio, quando però Vanelli era lì ad aspettare questo passaggio. Ghilardi sinistro, senza convinzione, anche uno scambio di vedute tra Ghilardi e Russo, con Russo che chiedeva una soluzione diversa, Ghilardi invece ha dovuto affrettare perché era già iniziato il conteggio della battuta della rimessa. 0-2, manovra Tatti, in buca per Rozzo, copre bene Ghilardi, raccoglie Carturan, Ghilardi, Bovo, molto avanzata Borges, altra deviazione di Gabi Vanelli, poi Mascia, Tatti, sponda, Roso, salta il portiere, Tatti a porta vuota, centra la traversa e poi il destro largo con il tentativo di Valendino che non trova la porta. Che occasione si è divorata Tatti, sarebbe stato il gol dello 0-3. Contrasto duro di Gabi De Souza, sterzata Vanelli anche con un urlo, prova a caricarsi Gabi Vanelli. Ghilardi cerca una soluzione che in teoria doveva arrivare a Borges. Attacco della kick-off con tante smagliature, con tante soluzioni non positive in questo pomeriggio fin qui. Tatti punta sul sinistro, Tatti
non libera il tiro, offre per Roso. Roso ora sul destro, Roso, il tiro secco, pallone largo con deviazione. Non sono d'accordo le giocatrici della Kickoff, così decidono gli arbitri. Pescara che poco fa ha sfiorato il punto dello 0-3, molto generosa Roso, davanti alla porta ha servito Tati che clamorosamente ha centrato la traversa. Roso al volo, prova la soluzione spettacolare, palla fuori. Stop difficile per Ghilardi, pallone impossibile da gestire. Recupera con calma Mascia, è sempre 0-2 il punteggio a San Donato Milanese. Vanelli, Tati, dentro per Vanelli, Borges ha capito tutto, Pellegrini, si muove Gabi De Sousa, trovata in corsia, Gabi taglia il campo, trovata Bruna Borges, il destro sulle gambe di Rosso. Gabi, Pellegrini con poco spazio, destro ampiamente largo. Secondo tempo che scorre al Parco Mattei, con il doppio vantaggio ora per il Pescara grazie ai gol di Rosso nel primo tempo, di Gabi Vanelli in questa ripresa. Rosso, fermata Tati, scivolata Carturan, mantiene il possesso, poi Borges pressata da Vanelli, Borges, scambio, poi Gabi, sbagliato il pallone di Pellegrini, deve recuperare in difficoltà Gabi De Sousa, mette in fallo laterale. Un po' di frustrazione per Bruna Borges, Tati veloce per Roso, Roso destro, Carturan tiene in piedi la Kickoff. Adesso però momento di grande fiducia per il Pescara, Kickoff alle corde, time out. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita, con il gioco che si interrompe. Per quello che abbiamo visto in questi primi 30 minuti di gioco, Pescara decisamente quadrato in palla, squadra di Amparo che ora sta dando indicazioni durante il time out, molto corta e compatta in fase difensiva, e in attacco ha trovato 2 reti, ha sfiorato almeno 2 volte il punto del 3-0. Più clamorosa la traversa di Tati, anche una traversa di Coppari nel primo tempo. La migliore occasione della Kickoff è stata invece una giocata di Gabi De Sousa che ha colpito il palo quando eravamo ancora nel corso della prima frazione. Sfide di alta classifica in questa ultima giornata del girone d'andata, con parziali che stanno sorridendo alle squadre meglio posizionate. Sempre 4-1 per Falconara contro CMB, sempre 3-0 per Bitonto a Cagliari, sempre 2-0 per Tiki-Taka contro la Lazio. E qui invece si sta realizzando di fatto l'unica sorpresa di giornata, con il Pescara che sta battendo per il momento la capolista Kickoff. Pellegrini si riprende a giocare, Gabi, Borges, aggressiva sempre Tati, aggressiva anche Coppari, non passa Bovo, un altro furore agonistico quello del Pescara, molto più determinate fin qui le giocatrici di Amparo, guidate in difesa e anche in regia da Tati. Sta vincendo il duello a distanza con Bruna Borges, che invece oggi fin qui è un po' appannata. Tati, Rosso, Valentino, Rosso, si arrabbia Amparo che voleva una giocata verticale, la accontenta ora Tati con deviazione di Gabi De Sousa. Tati, Rosso, spunto, si muove Valentino, servita con la copertura di Pellegrini, molto brava la giocatrice francese. Carturan gioca un pallone molto complicato per Bovo, ma tante situazioni di questo tipo, con giocate
poco convinta. Adesso anche Russo, l'allenatore della Kickoff, prova a scuotere con un richiamo le sue ragazze. Tatti, Rosso, Valentino, non aggancia Rosso, deve intervenire Mascia. Il pallone era in campo. Qui sciocchezza di un componente della panchina della Kickoff che interviene mentre il pallone ancora non aveva superato la linea laterale. Un'imprudenza d'istinto. Adesso viene mostrato il cartellino giallo al componente della panchina della Kickoff che ha toccato il pallone con le mani. Oltretutto possesso che sarebbe stato della Kickoff e che invece ovviamente passa al Pescara. Il cronometrista della partita, che è il signor Saggese di Lovereto, prende nota del nome del componente della panchina della Kickoff che è stato ammonito per aver preso con le mani un pallone che era ancora in gioco. Adesso anche uno scambio di vedute tra Russo e Tatti. Pallone giocato, Manieri, Coppari con l'esterno, bella palla. Tatti però anticipata da Gabi. Bel guizzo, Gabi de Sousa prova il destro, si oppone con attenzione Nati Rosso. Pellegrini, Bruna Borges, sfida Manieri, prova a velocizzare la Kickoff, attenta a Coppari su Bovo. Chiama lo schema Arianna Bovo, capitana della Kickoff. Lascia a Pellegrini, dentro per Bovo, molto attenta a Tatti, poi scontro tra Pellegrini e Coppari. Per gli arbitri non c'è irregolarità, si può riprendere con la rimessa in favore della Kickoff. Borges, intercetto per un attimo di Natalia Rosso, sarebbe stata una situazione molto pericolosa per Pescara. Fuori Gabi, dentro Cascio, prova fino all'ultimo a mescolare le carte la Kickoff. Tra un po' magari arriverà anche il momento del portiere di movimento. Pellegrini sbaglia, Manieri centralmente, Manieri offre, Tatti, tocco sotto, salvataggio di Bovo, ancora Tatti vicina al gol dello 0-3, ma Bovo cancella tutto. Tatti all'indietro, Rosso, così, tiro deviato da Borges. Ultima giocata di Rosso prima di ricevere il cambio con Xaxo. Molto altruista prima Manieri, ha messo in porta Tatti che ha cercato lo scavetto. Manieri forte sul palo di Carturan, c'è anche il tocco del portiere della Kickoff e della nazionale. Tatti, stop, punta a Cascio, in mezzo Coppari, di rimpallo, quasi trova la porta, c'è solo Carturan molto bravo a opporsi, poi Borges pressata da Manieri, trascina il pallone fuori. Tatti, Coppari, Tatti di punta, altra occasione, palla fuori, sta sprecando tanto ora il Pescara, più volte non ha concretizzato le occasioni per lo 0-3. Cascio, Bovo cerca di chiudere il triangolo lungo con Cascio, molto attenta Mascia, così come Xaxo, attenta nel coprire sullo scatto di Cascio. Pressata Tatti, aggressiva Bovo, Tatti difende anche col fisico. Xaxo addosso a Cascio, molto generosa in pressione, colpo al volto per Cascio, preso una pallonata proprio sul viso, nulla di particolare. Comunque Cascio si accomoda momentaneamente in panchina, sostituita da Ghilardi, giocatrice Cascio classe 2000 che la Kickoff ha prelevato dal Pero. Coppari sbaglia il pallone, Borges fermata da Xaxo, addirittura una ruletta. Xaxo, le finte, Xaxo prova a liberarsi, Getulio ruvida ma regolare. Ghilardi, saltata Manieri, spazio per Ghilardi, Ghilardi finta, Ghilardi sterza, destro, pallone fuori qui, egoista Ghilardi che poi chiede scusa a Getulio.
occasione potenziale grossa per la kick-off con le giocatrici del Pescara che si sono fatte sorprendere su questa ripartenza. Tatti, Xaxo, Manieri si muove, chiama palla a Coppari, arriva adesso il tentativo di servizio da parte di Xaxo, tutto molto complicato. Getulio, rientra Gabi De Souza per Bovo, eccola Gabi, si muove Borges, spazi strettissimi, sempre attentissima la difesa di Tati, che ora chiede 2 minuti alla panchina e entra Dincecco, tira il fiato Tati. Xaxo, Manieri, Xaxo con il tacco anche elegante, Coppari pressata da Getulio, ottima la pressione della calciatrice brasiliana, vuole provare a crescere la kick-off anche sotto l'aspetto temperamentale. Arriva il portiere di movimento e Bovo, dunque attacco totale ora della kick-off. Bovo, Getulio, Gabi De Souza, Ghilardi dentro, Gabi, tiro respinto, la porta è vuota, Tatti da lontanissimo trova il gol dello 0-3, ha sprecato diverse occasioni ma stavolta punisce Tatti. 0-3. Con 4 minuti e 58 secondi ancora da giocare, il gol di Tati che sfrutta subito la situazione di porta sguarnita della kick-off all'attacco con il portiere di movimento, soluzione che la kick-off comunque ripropone con Bovo, ma adesso il passivo è di 3 reti. Bovo, Gabi, Ghilardi, Gabi, Getulio, Bruna, Borges, Bovo, il cross respinto, Coppari mischia e poi Ghilardi, la deviazione è imprecisa, torna a coprire la porta Bovo, Mascia rapidamente per Dincecco, palla recuperata, Getulio, le finte, Getulio, scarico, Borges, scarico, Getulio dal fondo, non trova spazi, il pallone forte, Coppari e poi ancora Dincecco che si trascina il pallone fuori. Tati era uscita chiedendo il cambio, ha rifiutato forse 30 secondi, appena ha messo il portiere di movimento la kick-off Tati è tornata e sul primo possesso dalla sua metà campo ha segnato lo 0-3. Getulio, il destro tra le mani di Mascia che può tirare, Mascia, la palla è in porta ed è il gol del portiere Mascia, poker del Pescara. 0-4. Prodezza, come spesso ha fatto nella sua lunga carriera, Marika Mascia, molto precisa a trovare la porta vuota della kick-off. Tracollo ora per la squadra milanese, sotto di 4 reti. Comunque mister Russo mantiene il portiere di movimento anche per allenare evidentemente questa situazione contro una squadra forte come Pescara. Bovo dentro, palla che passa, Borges, tiro respinto, Borges. Pomeriggio decisamente difficoltoso per Bruna Borges, come si è visto anche da questo tentativo parato. Getulio, Bovo, dispensa per Pellegrini, Ghilardi, veloce, chiamano dalla panchina della kick-off, Bovo, Getulio, Ghilardi, Pellegrini, Bovo, doppio rimpallo, l'ultimo tocco è di una giocatrice del Pescara, Coppari. Ghilardi, Bruna Borges, Pellegrini, Bovo dall'angolo in mezzo, Coppari, poi Pellegrini, Mascia potrebbe addirittura riprovarci, scontro con Pellegrini, per gli arbitri si può giocare e Bovo può riguadagnare la porta. Gabi Vanelli addosso a Coppari, si spiegano poi con un sorriso le due giocatrici del Pescara, naturalmente buon umore a 1000 sullo 0-4. Getulio, Ghilardi, Getulio, Bovo,
palla complicata sul pressing di Tatti. Allora Bovo si risistema, Bruna Borges, Getulio destro, non preciso, palla larga. Si è ravvivato il match di Cagliari con il Bitonto avanti 5-3, mentre Falconara sul 5-1 contro CMB, sempre 2-0 per Tiki Taka contro Lazio. 2 minuti e mezzo alla fine di questa partita, risultato che sembra ormai decisamente indirizzato con il 4-0 in favore della squadra ospite. Getulio ha idee diverse, accorcia le distanze la kick-off, il destro potente di Jessica Getulio, 1-4. Si iscrive al tabellino dunque la kick-off con l'8º gol stagionale di Getulio. Prova a sperare la squadra padrona di casa quando mancano 2 minuti e 18 secondi alla fine di questa partita. Naturalmente sempre portiere di movimento con Bovo a difendere, si fa per dire, i pali della porta della kick-off. Vediamo se cambia qualcosa dopo il gol di Getulio che ha riavvicinato la kick-off al Pescara, sempre avanti ma ora di 3 gol. Duro scontro con Tatti che poi, cadendo sull'intervento irregolare di Ghilardi, ha sbattuto la schiena, fortunatamente senza conseguenze. Manieri, Vanelli, pressione di Getulio, Getulio di forza, Vanelli però di agilità riesce a riprendere il controllo della situazione. Masha, Xaxo lavora bene anche questo pallone, ottima partita con tante palle giocate spalle alla porta da Xaxo. Tatti, intercetto per un attimo di Ghilardi, rimessa per Jessica Manieri. Tatti, pressione di Pellegrini, Tatti con un tacco illuminante, Xaxo di forza, tunnel a Pellegrini, gran giocata, alto pallone per Gabi Vanelli, lavora Gabi, servita a Manieri, poi Xaxo, murata, finisce a terra Pellegrini travolta da una compagna. Ferma il gioco Borges, tutto ok comunque per Pellegrini, che viene sostituita da Gabi De Souza. Poi sportivamente Pescara restituisce il pallone alla kick-off. Ultimo minuto di partita. Bovo, Getulio, Ghilardi non riesce a difendere Gabi De Souza, anche per lei pomeriggio con più ombre che luci. Un palo colpito da Gabi De Souza nel primo tempo sarebbe stato il gol dell'1-1 che avrebbe eventualmente riaperto una partita che invece poi Pescara ha controllato prendendo il largo in questo secondo tempo. Getulio, Gabi, Ghilardi, palla rubata, porta vuota, ci prova Dincecco, non passa Coppari. Natalia Rosso, taglio di Dincecco che non riesce ad agganciare. Bovo veloce con le mani per Bruna Borges che fin qui non ha trovato il gol da ex contro la sua Pescara, 11 stagioni dal 2013 alla scorsa estate. Bruna Borges, Bovo, Ghilardi, Bovo, Borges, dentro per Gabi, parata, e poi ancora la difesa di Coppari che riesce a chiudere il tentativo di tap-in della stessa Gabi De Souza. Ultimi secondi di partita al Parco Enrico Mattei. E dunque Pescara che riesce a rimanere tra le teste di serie della Coppa Italia. Ghilardi, scarico, Getulio, forte, parata di Masha, c'è ancora tempo per l'angolo. Sempre 5-3 per Bitonto su Cagliari, è finita Falconara, Falconara che batte CMB 6-1. Sempre 2-0 tra Tiki Taka e Lazio. Battuta per Getulio, destro, non tocca a Masha che poi vuole subito ripartire cercando Natalia Rosso, rinvio impreciso. Masha che comunque
ha suggellato questa partita con diverse parate e anche con il gol del 0-4, poi l'1-4 di Getulio. Finisce al Parco Enrico Mattei. Pescara espugna il campo della kick-off per la prima volta in stagione, non vince in casa la kick-off, ma capitola 4-1 contro un ottimo Pescara. E dunque con i risultati piuttosto definiti sugli altri campi, kick-off comunque prima a 30 punti, Bitonto al secondo posto, Falconara terza, Pescara quarta. Queste le 4 teste di serie per la Final 8 di Coppa Italia che si disputerà ad aprile a Mola di Bari. Nel prossimo turno, prima giornata del girone di ritorno, kick-off ancora in casa qui al Parco Mattei contro CMV, mentre il Pescara farà visita al Lamezia Terme. È davvero tutto dal Parco Enrico Mattei, ci salutiamo dunque con la vittoria del Pescara che sbanca il campo della capolista per 1-4. Le reti nel primo tempo da parte di Natalia Roso, poi nel secondo tempo Gabi Vanelli, Tati e la portiere Mascia. Il gol della bandiera di Getulio. Amiche ed amici della divisione Calcio 5 da parte di Gioele Anni, una buona serata e alla prossima.